Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, siamo in diretta. Lei mi ha detto di non fare il cretino come l'altro. Bene, siamo in diretta. Spero che ci vediate, no? E Sì, stasera sì, abbiamo credo. la diretta alle 21:30, Sibille Live, quindi potete collegarvi nel canale di Hildegarda e ci vedrete, ci sarò anch'io stasera, purtroppo sarà un peso importante, infatti ho messo su qualche chiletto per essere un Sicuro di essere di esercizio di peso. peso. Adesso facciamo una bella live, una bella Sibille per vedere come andrà questa sera. Non c'è Bene. ancora collegato nessuno. Ma non importa, intanto Nessuno. ricordiamo 21:30 il canale YouTube di Di Hildegarda. Hildegarda, che ha Hai già visto quasi, passare Ercole? ha quasi 2000 iscritti, Ah quindi già, siamo un sì, bel sì. gruppetto, mi fa molto Piacere che piacere. seguiamo la nostra Dunque, Hilde. intanto siamo qua, qua siamo su Facebook, giusto? Qui siamo Abbiamo nel gli amici diario di del Facebook. Marietto veneziano su Facebook che ha 3000 Benissimo. amicizie. Un Allora, po' vediamo. fantasmi, però va bene. Va bene. Io Allora, infatti per vediamo. collegarmi con qualcuno faccio delle medianicità, no? Perché non li trovo mai nei miei amici. E vediamo che già due prodi sono in linea. Eccolo qua, Eccolo abbiamo qua. la compagnia di Ercole. Ecco, magari non ti Magari- sento, ma mettiamo No, il non lo microfono. vedono loro perché... Non siete ancora... Cioè, esatto. Ercole, vuoi salutare? vieni, fatti vedere quanto sei bello. Wow, È un anche bellissimo lui. gattone. Saluta, Abbiamo anche saluta la che ci compagnia di suona. Ercole. Bravo. Ok, adesso Oh, che hai questo fatto la nasino, tua dove ti sei compassata. infilato? Ecco, adesso chiediamo alla nostra Hilde di fare una bella, Sì, sì. una bella Sibille per vedere come andrà questa sera alle 21:30 nel canale Vediamo un po' YouTube. la serata di questa sera, che cosa ci riserva. Vediamo insieme. Avremo sicuramente dei momenti di leggerezza, comunque dei momenti in compagnia, delle comunicazioni. Vediamo subito la Simonetta che ci saluta, che sta Ciao guardando. Simonetta, e anche Sara ha mandato Anche Sara. i sì. saluti. Ciao Ciao. Sara, anche Allora, Mirela. Sì, bene. ciao Mirela. E 4. Beh, insomma, forse ci sarà anche questa sera qualche domanda shock. Qualche come la domanda volta shock, scorsa. esatto, sì. Non E fate ci siamo troppo shock, scompensati. perché le cardio non ce le ho con me. Però l'altro giorno ho preso un colpetto perché alcune domande non possiamo Alcune rispondere in domande, diretta. ecco, esatto, però nonostante tutto, dai, sarà una serata anche spensierata, in amicizia, vedi che ci sono l'amica, il gran signore, il dottore, dunque magari qualche risposta vi sarà utile e lo speriamo chiaramente. L'esito è un po' così, Un po' così, un po' insomma. così. Sì, un po' alla fine vedo delle carte, Alla insomma, fine, da forse la brivido. stanchezza, Sì, da brivido, magari. diciamo. Sì, sì, sì. Comunque questa sera, se non dovete uscire, se non avete di meglio da fare, potete trascorrere il tempo in nostra compagnia. Noi È saremo grave la molto cosa, contenti. se vi collegate da noi perché non avete niente da fare, è grave. Però fa niente, oh. Noi Eh, comunque ci siamo. Noi ci siamo, ci sarà anche Ercole che è qui vicino a me. Saluta Sì. Ercole, vieni a fare... Ma fagli vedere quanto è bello questo gatto, il mio gattone lui. Vedete, Ercole in diretta, il peso massimo, anche lui. Sì, sì, Adesso sì. ciao Ercole. Va, grazie, a Grazie, posto. Ercole. hai fatto. Bene, allora questa sera alle 21:30 avremo le Sibille, avremo anche il pendolino. Hilde mi ha regalato il suo Iside. Alla fine Alla fine era così affezionato a quest'Iside. Beh, non faceva che complimentarsi con questo pendolo, ma che bel pendolo, ma che guarda come Esatto, tira, sì, ma sì. guarda che meraviglia. Ho detto va bene, Poi ripetiamo. me lo dovrai regalare, ma te l'ho già regalato. Esatto, è vero, è vero. Poi bisogna ripetere una cosa, certe domande noi diciamo sempre sì e no, però effettivamente il succo è solamente, voglio dire, sulla domanda, però magari la persona che voi anelate, roba del genere, è un disgraziato, però magari diciamo sì perché il pendolino dice sì. Effettivamente vediamo, magari sì, Sì. ma non significa che la persona si adatta, noi rispondiamo semplicemente alla domanda Eh sì, che perché ponete ci in hanno quel contattato momento. alcuni che ci hanno detto sì, mi ha detto sì, però è un disgraziato. È un disgraziato sì, però questo qui chiaramente in diretta non possiamo mica dirlo davanti a tutti, giusto? Eh beh, magari in Capite? privato ci spingiamo anche ad avvisarvi, anzi no, Esatto. magari effettivamente abbiamo sempre avvisato Questa è tutti. esatto, è una cosa importante da dire perché molti, sapete, poi partono gasati, dico, cavolo, è la persona giusta, cioè magari è la persona che avrete sicuramente Sì, un percorso insieme, ma magari se c'è una salita ve lo diciamo. esatto, in privato con Sì, consulenza, ovvio, chiaro, perché non certo. si può aiutare tutti
perché sennò per una live ci vorrebbe... capito? 4 ore di live. Saluto anche Stefano, ciao Stefano. Ciao Stefano. Bene, dunque, ci ritroviamo questa sera alle 21:30 sul canale YouTube di Hildegarda, dunque saremo insieme, il Marietto Certo. e io. Ci In sarà genere- Marietto e anche la Hilde. Esatto, in genere Ciao Maria. ciao Maria Antonietta, in genere appunto sono io ospite del Marietto questa sera. Il Sì, Marietto esatto, c'è anche sarà Stefano. con noi. Ciao Stefano. Ciao, ciao. Ci fa piacere che ci salutate anche in live perché così vediamo che almeno qualche Certo. anima ci guarda, perché Ma di poi al solito di là di mi sembra di parlare nel vuoto, anche a te. Dici la voce nel deserto La come voce Giovanni il Giovanni, Battista. esatto. Poi, Sì. e lei è Giovanni, e io la mia testa ci tengo. Ah, Sapete che poi... grazie, vabbè, io posso Giovannina, essere decapitata. Giovannina, sì. Vabbè. E niente, le Sibille, se avete delle domande adesso non fatele. Tenetele per stasera alle questa sera, 21:30. 21:30. Vi aspettiamo. Ah, poi se non avete visto ieri abbiamo messo anche una live su un libro che gli è arrivato Sì. da una casa editrice Certo. per la Hilde, che l'hanno La- contattata per poter poi Esatto, leggere. hanno apprezzato l'iniziativa di leggere i libri sul mio canale, quello che faccio ogni tanto, come abbiamo fatto con Bardon, Frabatto il Mago, come stiamo facendo per Dion Fortune e i segreti di Taverner, dunque hanno deciso che insomma sono stati contenti. Sono stati contenti di questa E, divulgazione. Esatto, e effettivamente il testo che leggeremo non ve lo leggerò tutto perché sono contenute delle pratiche di magia tibetana che ovviamente, siccome sono pratiche molto forti o comunque, Impegnative, sì. comunque sono pratiche che sono state misteriose, segrete per tantissimo tempo, dunque vi lascio il gusto, se vi va, di conoscerle, di acquistarvi il testo. Anche Costa poi perché- 19 euro. Sì, vale la Abbordabile, pena. Vale la abbordabile. pena. È Se un vi libro- potete fare un regalo, fatevelo. Sì, perché è un libro che non può mancare. Esatto, Nel proprio libro. perché per i ricercatori e gli amanti dell'occulto lì ci sono proprio delle pratiche spiegate. Dunque, Esatto. bene, allora, carissimi, Sì, rimandiamo l'appuntamento appuntamento questa sera. no, perché sennò arriviamo questa sera Sì, e poi... direttamente mentre continuiamo sì. a dirvi ci vediamo Ciao stasera. Giulia, ciao Giulia, ci saluta la Giulia, Sì. benissimo. Benissimo, allora un carissimo abbraccio, un buon proseguimento di giornata, a questa e- sera. A questa sera. Dov'è che si chiude, scusa? Dopo Io la- termina. Termina, qui Cioè, chiudo io, chiudi tu. ma chiudi tu. Vai, chiudo io, va. Ciao. Ciao, ciao, ciao amici.